Buongiorno e bentornati in diretta su shritalia.com, il nostro canale di informazione che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vi tiene aggiornati sulle ultime novità che riguardano il lavoro e diciamo questo periodo di emergenza che ahimè sta continuando. Oggi puntata dedicata alle novità, alle domande poi e risposte. Partiamo allora dalle novità dell'ultima ora. Innanzitutto l'articolo 19 del decreto 1000 proroghe 2021, pur non intervenendo direttamente sul termine finale dello stato di emergenza che al momento resta fissato al 31 gennaio di quest'anno, estende però l'applicazione dello smart working semplificato emergenziale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al momento fino al 31 gennaio 2021, replicando quanto quindi era stato previsto dalla legge di conversione del DL 125 del 2020 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Questo sta a significare che laddove lo stato di emergenza verrà prorogato oltre il 31 gennaio, automaticamente anche lo smart working emergenziale subirà la stessa sorte. Oggi spazio dato su tutti i giornali sulla nuova intesa, nuova proposta che pare essere emersa in ordine al recovery plan, 47 le linee di azione. Proviamo a riassumere qui quelle che ci sembrano le più interessanti e che impattano maggiormente anche sul mondo del lavoro. Innanzitutto più spazio al digitale, quindi meno agevolazioni per i beni strumentali tradizionali, aiuti invece più consistenti per i beni funzionali alla digitalizzazione dell'impresa. Ci sarà una clausola, si legge, per evitare incertezze tra le imprese, le maggiorazioni per gli acquisti di beni digitali saranno retroattive a decorrere dal 16 novembre 2020, ovvero la stessa data di avvio del piano previsto dalla legge di bilancio. Apprendistato duale, veniamo quindi al mondo del lavoro, si stabilizzano con 600 milioni le risorse per l'apprendistato duale per promuovere istruzione e formazione professionale con i fondi del programma Next Generation EU, che finanzia anche il totale esonero contributivo triennale, lo ricordiamo, 48 mesi al Sud per le imprese che assumano giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato o comunque con stabilizzazione di contratti a termine, come previsto dalla legge di bilancio. Ancora l'accento viene dato nel recovery plan sempre all'occupazione, ma in questo caso parliamo di occupazione femminile, quindi si sostiene, e vedremo poi le misure nel dettaglio quando verranno approvate, l'autoimprenditorialità femminile, si rafforza il sistema dei servizi socio-educativi con 415.000 nuovi posti nei nidi per passare dall'attuale copertura dal 25 al 55% nel 2026 e in aggiunta a questo, lo ricordiamo, la decontribuzione al 100% triennale per chi assume disoccupate al Sud o disoccupate da almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale. In linea con l'obiettivo di incentivare l'occupazione femminile, si pone anche il tema della parità di genere, il Family Act. La parità di genere viene indicata come obiettivo strategico e le politiche di attivazione al lavoro delle donne e dei giovani, affiancate con quello di rafforzamento dei servizi appunto di asili nido, come abbiamo visto, e per la prima infanzia, sembrano rappresentare l'asso portante di questo piano. Questo intervento dovrebbe poi completarsi con il cosiddetto Family Act, cioè la legge delega che dovrebbe essere adottata in tandem con l'avvio di nuovi trasferimenti ai giovani. Quindi diciamo che occupazione giovanile e femminile sembrano, per quanto riguarda il mondo del lavoro, gli assi portanti del recovery plan. Ovviamente non appena avremo il piano definitivo vi terremo aggiornati. Un'altra novità importante, ve la segnalo, è una sentenza, in questo caso recentissima, del Tribunale di Venezia del 7 gennaio del 2021, che ha statuito un principio importante, ovvero che la cassa integrazione Covid, la CIG Covid, va concessa a tutti i dipendenti di imprese che non accedono ad altri strumenti di integrazione salariale, a prescindere dal loro inquadramento previdenziale. Cioè si legge nella sentenza quale che sia la ragione giuridica che impedisce loro l'accesso al sistema di integrazione salariale. Quindi in questo caso si trattava di una fondazione sì privata ma con inquadramento previdenziale pubblico ex INPDAP. In questo caso per la fondazione era di fatto impossibile accedere all'applicativo
di accesso alla cassa Covid. L'associazione ha comunque fatto richiesta tramite PEC all'INPS, che ha respinto inizialmente la richiesta proprio perché si trattava di un ente che non versava la contribuzione per la cassa integrazione, appunto avendo un inquadramento previdenziale di natura pubblicistica. Bene, la sentenza dice che l'emergenza Covid passa sostanzialmente sopra tutto e quindi tutte queste associazioni hanno comunque diritto, a prescindere, lo ripeto, dal loro inquadramento previdenziale, alla cassa emergenziale. Un'altra importante precisazione viene dall'INPS, che con il messaggio 62, anche questo molto recente, dell'8 gennaio 2021, ha prorogato il termine di scadenza per il periodo di accesso di sperimentazione all'APE sociale. Come sappiamo, l'APE sociale è uno strumento che consente di accompagnare il dipendente che ha un certo numero di contributi e di anni di contributi e che si trova in uno stato di disoccupazione e alla pensione di vecchiaia. Bene, il termine inizialmente era previsto al 30 dicembre del 2020 e è stato poi posticipato al 31 dicembre del 2021. Un'altra segnalazione ci viene invece dall'Agenzia delle Entrate, che con l'interpello 29 dicembre 2020 del numero 631 ha fornito chiarimenti in ordine alla detraibilità dell'IVA per ciò che concerne le auto aziendali. Il caso specifico era quello di auto ad uso promiscuo concesso ai dipendenti che però non dovevano pagare alcunché per la concessione, quindi nessuna trattenuta in busta paga, per capirci, veniva effettuata per effetto appunto della concessione del mezzo aziendale. Bene, che cosa dice l'Agenzia delle Entrate? Dice che siccome le vetture sono concesse in uso promiscuo ai dipendenti, non è possibile per la società che ne faceva richiesta beneficiare della detraibilità integrale dell'IVA perché di fatto l'impiego dei veicoli in questione non configurava un'operazione, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, dato che da parte dell'azienda non era previsto un corrispettivo specifico appunto addebitato al dipendente per l'utilizzo dei mezzi in questione. Infine, un'altra segnalazione che ci viene sempre dall'INPS riguarda la Brexit. Su questo poi torneremo la settimana prossima con un appuntamento di formazione dedicata, ma intanto ve lo anticipiamo perché il tema ovviamente è di stretta attualità. L'INPS infatti con messaggio 4805 del 22 dicembre 2020 che cosa dice? Fornisce alcuni chiarimenti in ordine al rilascio delle certificazioni A1 per i periodi di lavoro che sono stati svolti nel Regno Unito e distingue le ipotesi a seconda che la domanda sia stata effettuata prima o dopo il 31 dicembre 2020. In particolare, in caso di rilascio del modello A1 entro il 31 dicembre 2020 anche per periodi successivi, purché appunto siano iniziati antecedentemente al 31 dicembre 2020, le domande dovranno essere accolte e quindi i relativi documenti portati in A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato. Anche per cittadini di paesi terzi potranno essere rilasciate in presenza di queste condizioni le certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Caso diverso invece è l'ipotesi di domande pervenute anche prima del 31 dicembre 2020 ma con riferimento a periodi però successivi al 31 dicembre 2020, quindi in cui l'attività lavorativa non era già iniziata. In questo caso, se le domande come plausibili non sono state accolte, le strutture territoriali dell'INPS competenti procederanno alla rettifica d'ufficio con l'emissione di un nuovo modello A1 e 101 per le certificazioni del periodo richiesto purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1 e 101. Su questo comunque torneremo appunto la settimana prossima con un appuntamento dedicato. Diamo ora spazio alle domande e risposte e in particolare ne abbiamo due e come vedrete entrambe riguardano anche qui un tema molto caldo che è quello della vaccinazione. La prima, le aziende possono obbligare il lavoratore a vaccinarsi? Su questo, come sapete, anche sui giornali ci sono stati i commenti più diversificati e le posizioni più diversificate. Diciamo che sinteticamente la nostra posizione può racchiudersi in questo. Al momento non è possibile prevedere un obbligo di vaccinazione a meno che non sia una legge a prevederlo e quindi
Si sta anche valutando appunto di rendere obbligatorio il vaccino Covid-19, come è stato peraltro per altri vaccini che tutti ben conosciamo, ma se invece il governo dovesse proseguire nella linea della non obbligatorietà, allora in questo caso il datore di lavoro non può imporlo. Se invece diverrà obbligatorio, sarà ovviamente anche un onere del datore di lavoro di adeguarsi alle disposizioni del governo e quindi eventualmente adottare quei provvedimenti necessari affinché i lavoratori non vaccinati non svolgano la propria attività. Seconda domanda: che vantaggi ci sono nell'offrire ai dipendenti il vaccino Covid? In verità, come sappiamo, il vaccino Covid al momento l'erogazione è rimessa alla decisione del governo, per cui non è possibile vaccinarsi su base volontaria anticipatamente rispetto al calendario delle vaccinazioni, ma diciamo che da un punto di vista generale sicuramente assicurare ai propri dipendenti appunto la vaccinazione e incentivare la vaccinazione ha dei vantaggi anche sotto il profilo della salute e della sicurezza sul lavoro, perché il vaccino è sicuramente uno dei presidi che attualmente esistono per fronteggiare un rischio che appunto riguarda tutti i lavoratori. Vi ricordo infine gli webinar della settimana. Oggi novità 2021 della legge di bilancio e poi vedremo nel dettaglio di cosa si parlerà. Domani invece parleremo di licenziamenti e in particolare di procedure di riduzione del personale. E infine giovedì tutto il tema delle uscite e quindi delle pensioni e gli scivoli che sono possibili per accompagnare i dipendenti al pensionamento. Oggi vi dicevo tutto il focus sarà dedicato con Gianluca Spolverato e Valentina Fabruzzo alla legge di stabilità per il 2021 e al decreto mille proroghe. Che cosa vedremo nel dettaglio? Tutte le misure che sono state attuate, pensate per dare sostegno alle imprese e quindi la cassa integrazione, il divieto di licenziamento, nuove agevolazioni e sgravi per chi appunto deve assumere e la proroga dei contratti a termine a causali. Di tutto questo quindi vi invito a collegarvi a seguire al seminario di oggi alle 15. Io vi ringrazio e vi do appuntamento domani sempre alle 12. Buona giornata.